Falloso dai Chiridisi, si avvantaggia subito Donald Spav che va a condurre nei confronti di Denalda OP all'esterno e Diva Spritz sulla piegata. Donald Spav in vantaggio, in seconda posizione Denalda OP seguita da Dylan Di Dario, mentre all'esterno si deve adeguare Diva Spritz, primi 200 in 15,2 con Donald Spav che conduce. In coda c'è Dai Kronos, mentre i primi 400 metri di gara sono completati in 30,3. All'esterno c'è anche ora Dai Kronos che anticipa Don Rodrigo. Don Rodrigo che tenta la terza ruota dopo i primi 600 in 46,2. Non progredisce però più di tanto e così. Diva Spritz che si riporta su Donald Spav quando i cavalli hanno completato un giro di corsa in 1 minuto e 9 decimi. In seconda posizione si mantiene Denalda OP davanti a Dylan Di Dario. Il chilometro coperto dalla testa in 1:15,8, in vantaggio Donald Spav. All'esterno è sempre Diva Spritz con in schiena Dai Kronos e Don Rodrigo. 400 alla conclusione, il parziale in 14,4, ha accelerato ulteriormente il leader Donald Spav. In schiena c'è sempre Denalda OP, poi Dylan Di Dario. All'esterno cala Diva Spritz, cerca di progredire invece Dai Kronos. Retta d'arrivo con Donald Spav in vantaggio, è inseguito da Denalda OP. Donald Spav mantiene 2 lunghezze di margine e nel finale controlla la situazione per vincere, mentre per il secondo posto sul palo Denalda OP viene raggiunto da Dylan Di Dario. I due sono in fotografia probabile per il secondo posto. 1:15,3 ragguaglio conclusivo, 29,9 a chiudere la vittoria per Donald Spav in percorso di testa. Andrea Farolfi in sediolo per conto di Mario Natinchi e del signor Neri Bellesi. Andiamo a rivedere le immagini conclusive. La vittoria di Donald Spav, la lotta per il secondo che sul palo vede perfettamente apparigliati Denalda OP e Dylan Di Dario.